future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Mother, so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, la rubrica che si occupa della rassegna stampa direttamente dagli Stati Uniti per tutta la settimana passata. Cominciamo subito con delle notizie molto importanti, come quello che è avvenuto purtroppo negli Stati Uniti con l'uragano Helen, che ha devastato le comunità di Florida, Tennessee e North Carolina e ha lasciato purtroppo le comunità in totale rovina. Ha lasciato anche purtroppo centinaia di morti al suo passaggio. Addirittura ci sono famiglie che si sono viste senza acqua per 5 giorni e ancora non sono riuscite a recuperare l'accesso a una componente fondamentale della vita quotidiana. La Florida, tra l'altro, si trova ad affrontare un secondo uragano chiamato Milton, sempre questi nomi molto simpatici che vengono attribuiti a catastrofi naturali, con i cittadini della Florida, del governatore DeSantis, che cercano di proteggersi riempiendo dei sacchetti con la sabbia, cercando quindi perlomeno di piantare al suolo e di fermare l'avanzata dell'acqua. Ma non solo, in Tennessee invece l'uragano Helen ha provocato veramente una tragedia, ma con anche lo zampino umano. Perché? Perché una fabbrica del Tennessee ha avuto dei manager che non hanno permesso ai lavoratori, agli operai, di lasciare in tempo la fabbrica, mentre i manager sono scappati subito, appena la situazione è cominciata a precipitare. Non hanno questi vigliacchi, possiamo anche chiamarli, non hanno lasciato invece il tempo ai poveri operai, ai poveri lavoratori di tornare alle loro famiglie per salvarsi. Purtroppo sono rimasti travolti dalla furia dell'uragano, con le famiglie ovviamente disperate che cercano i superstiti, che cercano i resti anche dei loro familiari, con più di 50 persone che sono dovute essere salvate purtroppo da questa tragedia naturale, che ripeto, con lo zampino umano di manager molto ciechi, molto vigliacchi, veramente fuori dall'umana comprensione. Avete sicuramente visto nelle notizie di questa settimana che vi è stato il dibattito fra i vicepresidenti, tra i possibili vicepresidenti, ovvero Tim Walz per Kamala Harris e invece Vance per Donald Trump. J.D. Vance, che è sembrato per alcuni degli opinionisti più su di giri, veramente in forma rispetto a Tim Walz, che invece è sembrato anche per chiamiamola la stampa amica come CNN, più nervoso, più in difficoltà rispetto a Vance. Anche per questo sembra che Vance sia stato scelto da Donald Trump per la sua capacità nel gestire i dibattiti
pubblici nella maniera corretta. Vi rileggo le regole dei dibattiti fra i due vicepresidenti perché vi è una notizia importante. Allora, innanzitutto i dibattiti fra i due vicepresidenti non vi era il pubblico, il dibattito sarebbe durato 90 minuti e una cosa molto importante, una questione molto importante del dibattito era che non vi sarebbe stato il fact-checking, quello che poi abbiamo visto con ABC News, che era ridicolo, che si è visto come un fact-checking fazioso a una corsia, solo ai danni dell'ex presidente Donald Trump. Invece, per quanto riguarda Kamala Harris, ha potuto dire più volte cose non vere. Ecco, il fact-checking non ci sarebbe dovuto essere nel dibattito dei due vicepresidenti, ma cosa è avvenuto su CBS, che dovrebbe essere una rete televisiva neutrale? È avvenuto che i conduttori, probabilmente nell'atto di cercare di essere anche loro parte integrante della storia recente degli Stati Uniti d'America, hanno provato a fare un fact-checking live, quindi hanno cercato il fact-checking sarebbe semplicemente il verificare se un fatto dichiarato da uno dei due partecipanti al dibattito fosse reale oppure no. E per quanto riguarda J.D. Vance è stato subito questa tecnica, diciamo, di informazione per quanto riguarda l'immigrazione, per quanto riguarda gli immigrati a Springfield, mentre J.D. Vance in realtà stava dicendo una cosa reale, ovvero che a Springfield, in Ohio, vi sono tanti immigrati irregolari. Il fact-checking ridicolo è stato sulla parole irregolari, perché il conduttore ha detto che in realtà gli immigrati non sono irregolari ma provvisti di un permesso temporaneo. Ma cosa si è scoperto dopo il dibattito dei due vicepresidenti? Il New York Post, un giornale legato comunque in realtà non di destra, quindi comunque non conservatore, scusate, ha scritto un editoriale in cui ha specificato che in realtà sono immigrati comunque irregolari quelli che risiedono a Springfield, Ohio, nonostante le parole false della conduzione, diciamo, del dibattito. Perché? Perché semplicemente hanno un permesso temporaneo dopo aver scaricato un'applicazione sul telefono ed essersi registrati come immigrati irregolari nell'applicazione. Quindi questo è un permesso temporaneo praticamente legato alle maglie larghe, come poi ha giustamente detto durante il dibattito dei due vicepresidenti J.D. Vance, dell'amministrazione Biden-Harris, e non per un vero permesso temporaneo concesso diciamo dal governo federale, ma una concessione molto, molto tirata per i capelli dall'amministrazione Biden-Harris. Tra l'altro, in tantissimi opinionisti legati alla sinistra americana, ai democratici americani, hanno cercato di prendersela con J.D. Vance perché equiparava Harris al presidente Joe Biden, dicendo che tutto quello che ha fatto il presidente Joe Biden è stato anche voluto dalla Harris. Ma ha ragione J.D. Vance, ovviamente, perché essendo la vicepresidente non è che si parla di un corpo estraneo all'amministrazione Biden. Un'altra importante notizia, se così possiamo chiamarla, è quello che sta avvenendo proprio durante la campagna elettorale, con l'aumento del sostegno dei Latinos, quindi della comunità legata al Messico,
e al Sud America, che è in aumento nei confronti di Donald Trump. Latinos che sono stati corteggiati a lungo da Joe Biden, che ha cercato inizialmente di mettersi in vantaggio rispetto a Donald Trump con leggi più morbide sull'immigrazione. Quando poi non sono bastate, adesso il presidente Joe Biden, oramai alla fine del proprio mandato, sta imponendo leggi più severe. Ma rimanendo sui Latinos che sono stati accusati da opinionisti vicini alle dinamiche, vicini alle posizioni di Kamala Harris come razzisti, perché vicini alle idee di Donald Trump per quanto riguarda i posti di lavoro, perché i Latinos non vogliono un'immigrazione irregolare che rischia poi di prendere i loro posti di lavoro. Giustamente dicono loro che hanno faticato per rimanere regolari, perché la documentazione per rimanere negli Stati Uniti, quella seria, è molto complicata da ottenere, soprattutto perché bisogna avere anche persone, conoscenze all'interno dello Stato americano per rimanere. Quindi giustamente i Latinos che hanno fatto le cose correttamente, che hanno eseguito le procedure correttamente, giustamente vogliono che anche chi arriva dopo di loro segua le procedure giuste e burocratiche, che non danneggiano, che non sono in nessun modo discriminanti, come invece sembra vogliano far notare questi opinionisti, questi simpaticissimi opinionisti americani. Addirittura vengono quindi chiamati razzisti e colonizzati dal pensiero politico dei brutti e cattivi bianchi conservatori, ovviamente. Quindi questi brutti e cattivi bianchi che però riescono sempre di più a reclutare i latinos afroamericani e i latini vicini poi a Trump come gruppi politici. Quindi ringraziamo un parere assolutamente illuminante e un altro parere incredibile sempre sui poveri latinos che adesso saranno bersagliati dai democratici invece che supportati, latinos che vengono accusati di non sopportare Kamala Harris, male assolutamente, è assolutamente un peccato, e vengono addirittura accusati di non essere quindi a favore dei democratici, della narrazione democratica e di voler essere bianchi. Prima erano razzisti e adesso vogliono proprio essere bianchi, quindi vogliono proprio essere come i brutti e cattivi che dicevo in precedenza, che sostengono Donald Trump. Quindi latinos che giustamente vogliono essere come la classe dominante negli Stati Uniti, ma vengono colpevolizzati perché non seguono le direttive democratici che magari si sentono traditi inutilmente, perché se avessero fatto il loro lavoro, i latinos avrebbero senza problemi votato ancora una volta Kamala Harris. Se votano Donald Trump e se Donald Trump ha un aumento di popolarità all'interno di queste minoranze, vuol dire che il lavoro tra Barack Obama e Joe Biden non è stato a sufficienza a favore di queste minoranze, perché ricordiamo, sembra che analizzando tutti i discorsi legati a Donald Trump di Tim Walz, che successivamente adesso citeremo, per quello che ha detto durante il dibattito da vicepresidente e anche in interviste a Fox News, sembra che Donald Trump abbia governato dal 2008
al 2024. In realtà il mandato di Donald Trump è dal 2016 al 2020. Tim Walz, infatti, nel dibattito dei due vicepresidenti, ha parlato di un Donald Trump che è colpevole di quello che sta avvenendo fra Israele ed Iran, non si capisce perché, ma secondo Tim Walz, quindi secondo il vicepresidente possibile di Kamala Harris e in questo momento governatore, parla proprio di un governatore del Minnesota, parla proprio di un Donald Trump colpevole di aver esacerbato le relazioni internazionali fra Iran e Stati Uniti per essersi tolto dall'accordo nucleare che vigeva fra i due paesi. Quindi Barack Obama non avrebbe potuto fare niente, Joe Biden non avrebbe potuto fare niente, ma tutta la colpa è di Donald Trump. Grazie Tim Walz per questa veramente lucida analisi. Ma un'altra mancetta elettorale, quella che sarebbe dovuta essere una mancetta elettorale e poi è stata bloccata dai giudici di Joe Biden, non sarà portata avanti. Infatti i giudici ancora una volta hanno bloccato il piano per far finire lo students loan dei giovani americani, di milioni di americani. Quindi un piano bancario, un piano federale del presidente Joe Biden che aveva messo in atto per cercare di pagare di tasca proprio del governo federale il debito che gli studenti americani molte volte purtroppo sono costretti a contrarre con le banche per pagarsi le rette universitarie. Ma questo ovviamente era semplicemente un modo per ringraziarsi i giovani americani, perché poveretti, quelli di prima se li sono dovuti pagare dal primo all'ultimo centesimo gli student loan. Infatti il problema non è tanto il contrarre questi debiti, è il fatto che il frequentare l'università in questo momento negli Stati Uniti non è più visto come un modo per raggiungere un lavoro che possa ripagare il debito, che possa ripagare un esborso economico così importante. Questo è il problema su cui sarebbe dovuto concentrare il presidente degli Stati Uniti e che non ha fatto, ovviamente. Altrimenti la situazione sarebbe ben diversa. Intanto avete visto il rally elettorale in Pennsylvania, a Butler, nella località dove purtroppo la vita di Donald Trump è stata messa in pericolo dal ragazzo di 20 anni che ha sparato su l'ex vicepresidente e anche purtroppo sulla folla. Un rally elettorale che ha coinvolto tutta la comunità locale, tra sceriffi, che sono i rappresentanti delle forze dell'ordine, che sono stati vicini allo staff di Donald Trump, ha coinvolto anche i politici locali per manifestare il sostegno a questa città che non deve in nessun modo, come sapete negli Stati Uniti la reputazione cittadina è molto, molto importante, anche qui in Italia ovviamente, però negli Stati Uniti molte volte le città vivono semplicemente del turismo che magari viene dall'autostrada. Ricorderete in tanti film in cui magari le famosissime autostrade americane cambiano di percorso e molte cittadine, molte città che sono nate in determinati punti per cercare di massimizzare i guadagni, per cercare di dare vita a una comunità proprio vicini ai servizi. Quindi sono cittadine che purtroppo vivono anche di queste piccole cose. Per fortuna però la comunità locale ha risposto vicina all'ex presidente e ha partecipato a questo rally elettorale anche il grandissimo Elon Musk, per parlare anche lui. Ma
una pausa con un piccolo jingle e poi ritorniamo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Perfetto, siamo qui ritornati con, ripetiamo, il rally elettorale in Pennsylvania di Donald Trump, un Donald Trump tra l'altro che ha parlato di non voler aumentare, non voler continuare con il credito che il governo federale in questo momento con Joe Biden permetteva l'acquisto delle auto elettriche con sconti, un Donald Trump che ha difeso anzi le macchine a gasolio dicendo che con la sua amministrazione nessuna macchina a benzina sarà multata nel prossimo futuro, sarà vietata nel prossimo futuro. Assolutamente una frase molto molto importante che continua sulla linea di un Trump che vuole produrre l'energia all'interno dello Stato americano, un Donald Trump che non vuole piegarsi a un'energia pulita, semplicemente solo all'energia pulita, come invece in maniera cieca vogliono i democratici, un Donald Trump che quindi ha ospitato nel suo rally elettorale Elon Musk, che ha parlato di come Kamala Harris potrebbe essere, nel caso di vittoria democratica nelle elezioni del 2024, come potrebbe porre fine alla libertà di parola, la libertà di pensiero, un Elon Musk che nel 2020 era antagonista a Donald Trump, perché Donald Trump con il Covid voleva chiudere le fabbriche, un Elon Musk che invece voleva continuare a poter fatturare, diciamo così, in maniera molto, molto volgare, ma i due si sono avvicinati giustamente e l'uomo in questo momento più ricco del mondo è a favore della campagna elettorale di Donald Trump, che non vuole in nessun modo mettersi anche a fare le pulci a una Tesla che Joe Biden invece ha più volte rinnegato. Infatti ogni volta che si parlava di incontri di auto elettriche, Joe Biden non ha mai invitato quella che è il maggior produttore negli Stati Uniti di auto elettriche, ovvero Tesla. Quindi un Joe Biden che sembra anche concedere la mano su questo alla Cina per quanto riguarda le auto elettriche. Siamo quindi di fronte ancora una volta a un Joe Biden che non bada agli interessi nazionali. Un'altra notizia per quanto riguarda questa campagna elettorale: Cheney, diciamo la famiglia Cheney, sembra che ha partecipato ufficialmente alla campagna elettorale di Kamala Harris, ma ricorderete Cheney chi era? Il vicepresidente di Bush, l'uomo che è stato criticato dai democratici per come ha gestito la crisi in Iraq, come ha gestito anche la crisi dopo l'11 settembre con la guerra subito dopo in Iraq, una guerra tra l'altro voluta proprio da Cheney, manipolando le informazioni che poi il Congresso e l'opinione pubblica americana avrebbe poi ricevuto sull'Iraq. Quindi parliamo di un Cheney che persona proprio pulita probabilmente non è. E la famiglia Cheney ha manifestato a favore di Kamala Harris, schierandosi proprio contro Donald Trump, dichiarandolo non adatto a ricoprire la carica da presidente. Una Liz Cheney, la figlia dell'ex vicepresidente, che ha partecipato al rally elettorale di Kamala Harris in Michigan, una Liz Cheney che ha dichiarato che sarebbe Kamala Harris il primo voto democratico della sua vita. In Michigan, tra l'altro, è successa una questione molto molto simpatica fra Kamala Harris, i lavoratori
chiamiamoli i lavoratori della minoranza araba, e il presidente Joe Biden, perché Kamala Harris stava incontrando con tutti i lavoratori impegnati negli scioperi, i lavoratori delle minoranze arabe che erano contro l'amministrazione Joe Biden per come ha gestito la crisi in Israele, e una Kamala Harris che stava spiegando anche le sue posizioni, ma un Joe Biden che invece è intervenuto dopo qualche minuto dalle interviste di Kamala Harris, mentre la sua vicepresidente stava spiegando, stava cercando di ingraziarsi questa minoranza arabo-americana, come viene poi descritta negli articoli. Joe Biden che interviene dopo 2 minuti dicendo che tutte le posizioni durante questa amministrazione della propria presidenza sono state condivise pienamente con Kamala Harris, e ha parlato proprio di una Kamala Harris che ha svolto un ruolo fondamentale all'interno di queste decisioni anche in piena emergenza per quanto riguarda l'uragano Helen, ma non solo, per tutta la sua presidenza. Lui ha detto in questo briefing, in questo incontro di emergenza, una Kamala Harris che è stata fondamentale dal giorno 1. Quindi possiamo dire che tutte le somiglianze che troviamo in Joe Biden e Kamala Harris sono reali, perché ovviamente non c'è bisogno di dirlo, ma bisogna ripeterlo per alcuni commentatori, secondo me, non molto leali con chi li ascolta e con chi li legge. Una è la vicepresidente, l'altra persona invece è il presidente degli Stati Uniti d'America. Un discorso di Joe Biden che ha lasciato stupiti tutti i propri ovviamente sostenitori e anche gli analisti vicini a Donald Trump, dicendo che è stato proprio un assist, uno spot della campagna elettorale di Trump per il presidente dal 2016 al 2020 degli Stati Uniti d'America. Una gestione, tra l'altro, dell'amministrazione Biden che è stata criticata dallo speaker Johnson, che è lo speaker dei repubblicani per quanto riguarda un'ala del Congresso, una parte del Congresso, l'House of Representatives. Viene descritta l'amministrazione Biden come inefficace per quanto riguarda la gestione appunto dell'emergenza, e viene anche descritta come non capace di raccogliere i fondi necessari in maniera rapida per riuscire ad assistere purtroppo alle vittime dell'uragano. Abbiamo visto come appunto le famiglie sono rimaste per settimane, quindi più di una settimana ormai, senza acqua, quindi senza un servizio fondamentale. In chiusura, quest'ultima notizia di Donald Trump, giusto per chiudere in bellezza questa rubrica, vi è una prima notizia legata ai temi di Donald Trump, ovvero una notizia proprio di Reuters, quindi neanche di Fox News. Reuters, che dovrebbe essere indipendente ma è sempre vicina alle tematiche democratiche. Un articolo di Reuters che ammette che dal 2022 gli insegnanti si trovano davanti a una barriera linguistica negli Stati Uniti. Quindi si trovano che hanno difficoltà a parlare con gli studenti perché molti bambini non hanno come prima lingua l'inglese, quindi devono essere assolutamente, purtroppo, indirizzati a corsi di seconda lingua, e gli stessi insegnanti sono in difficoltà perché sono pochi quelli che sono abilitati a insegnare l'inglese come seconda lingua. Quindi un'immigrazione che è veramente grave come situazione, come quella descritta da Donald Trump. E Donald Trump in chiusura ha dichiarato che aumenterà del 200% le tariffe
quindi le tasse, per tutte le auto che saranno importate dal Messico. Quindi un Donald Trump che vuole essere sempre più, come anche nella sua prima parte di presidenza, come anche durante la campagna elettorale del 2016, ricorderete, un Donald Trump più protezionista, ma anche più legato quindi alla produzione sul suolo americano e non più delocalizzata in Cina o in altri paesi del mondo, del terzo mondo soprattutto, dove vengono tra l'altro sfruttati i lavoratori. E con quest'ultima notizia io, sottoscritto Matteo De Sio, vi saluta, vi aspetto il prossimo lunedì dalle 10 alle 10:30. Grazie ancora per l'ascolto. Avete ascoltato Te la rido io, l'America. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I'm picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, I'm loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body, I ran out, but boy, I like it. I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it, we out here vibing. We vibing, we vibing. Come on, even when it's raining down. Can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Shut your mouth. And if you don't know, then I know it, babe. No, babe, yeah. Right now, I'm in a state of mind. I wanna be in like all the time. Ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up, picking it up. I'm living, I'm picking it up. Oh, I just want you to come with me. We have another mentality. Ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up, picking it up. I'm living, I'm picking it up, picking it up, picking it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. They point out the colors in you, I see them too, and boy, I like them. I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Come on, even when it's raining down. Can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Shut your mouth. And if you don't know, then I know it, babe. No, babe, yeah. Right now, I'm in a state of mind. I wanna be in like all the time. Ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up, picking it up. I'm living, I'm picking it up. Oh, I just want you to come with me. We have another mentality. Ain't got no tears left to cry. I'm picking it up, picking it up.
deserve to cry. I'm picking it up, picking it up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Flake girl. So